Il Cagliari incassa la terza sconfitta consecutiva, non riesce a soverchiare quello che era il pronostico contro il Milan in una partita dove ci ha messo grande ritmo, grande intensità, ma non è riuscito a trovare la tecnica giusta per potersi opporre al diavolo rossonero. Il merito che ha avuto è quello di arrivare fino agli ultimi minuti nella speranza di poter agguantare il risultato, ma le azioni che ha subito, in particolare nel primo tempo, sono state veramente tante e potevano cambiare veramente il destino della gara. Una gara che invece è andata avanti con il gol di Bennacer ottenuto anche tardi, con una squadra cagliaritana incapace di chiudere con sofferenza, ma comunque di resistere all'assalto della prima della classe e con un tipo di gioco che tentava a sua volta di essere un gioco snello, cosa che non è avvenuta perché comunque a centrocampo il peso dei giocatori rossoneri rispetto a quelli rossoblù si è fatto sentire. D'Albert in particolare, schierato in quella posizione, non ha avuto la fortuna di poter andare a sgroppare come magari Mazzarri pensava, perché lo spazio che il Milan ha concesso è stato veramente poco. Cagliari aggressivo, ma con Milan che molte volte è uscito palla al piede anche dal pressing alto della squadra cagliaritana, e quando questo succedeva metteva a repentaglio un po' il gioco del centrocampo rossoblù e allo stesso tempo anche il filtro verso la difesa, che più di una volta è stata presa di soppiatto, resistendo però agli attacchi del Milan. Insomma, la partita che dovevi tentare di riuscire a trasformare in una gara da punti, stavolta non è riuscita nell'intento, però comunque sia si è visto l'atteggiamento giusto contro una squadra rossonera che chiaramente sul piano tecnico aveva molto più da offrire. Il Cagliari ha cercato con i suoi mezzi, con le sue armi, di trovare delle soluzioni, purtroppo con delle sbavature, con dei limiti che sono però quelli oggettivamente che si possono riscontrare nel valore dei singoli. Non sono queste, si direbbe, le partite che devi vincere, ma sono queste le partite in cui devi comunque tentare di vincere. Lo ha fatto e adesso però questo spirito deve cambiare e si deve trasformare in uno spirito aggressivo ma di provincia, senza pensare di poter andare poi adesso ad affrontare gli scontri diretti con una veemenza inferiore. Va mantenuta tutta questa rabbia, tutta questa capacità, tutta questa intensità, nella speranza di vincere anche con le concorrenti per la salvezza, perché sono quelle le gare che valgono doppio. Da qui alla fine non c'è un solo momento in cui si possa tirare il fiato, e dopo il riposo, questo servirà anche a ricaricare le batterie, è necessario presentarsi con lo spirito giusto, quello che abbiamo ritrovato in avvio di 2022.